Questa sera è arrivata una notizia bomba per i tifosi del Napoli, e preparatevi. Perché quello che stiamo per rivelare susciterà l'emozione di tutti coloro che amano il nostro club e, ovviamente, il calcio internazionale. Come sempre, siamo qui per portarvi gli aggiornamenti più caldi e rilevanti sul Napoli. Per tenervi aggiornati su tutto ciò che accade dietro le quinte. Prima di tuffarci in queste fantastiche informazioni, cogliete l'occasione per lasciare il vostro like e iscrivervi al canale. In questo modo, sarete sicuri di non perdere nessuna notizia sulla nostra squadra. Ora passiamo agli affari. C'è qualcosa di grosso dietro le quinte che coinvolge uno dei talenti più brillanti del Napoli e uno dei club più storici d'Inghilterra. Secondo il giornalista Luca Cerchione, il Manchester United, dopo aver licenziato Ten Hag, si appresta a cedere le redini a Ruben Amorim, il promettente allenatore portoghese che ha avuto successo allo Sporting Lisbona. Amorim, che ha già il compito di ricostruire i Red Devils, ha fatto una richiesta audace al mercato. Kvicha Kvaratskhelia, gioiello georgiano del Napoli. Una mossa che potrebbe dare una scossa alla squadra di Antonio Conte. Soprattutto in un momento in cui Kvaratskhelia non ha ancora accettato di rinnovare il suo contratto con il Napoli. Ora, tifosi del Napoli, vogliamo sapere cosa ne pensate. De Laurentiis dovrebbe cedere Kvaratskhelia allo United o il Napoli dovrebbe lottare per tenere questo talento? Ruben Amorim e il Manchester United potrebbero sedurre Kvara? Lasciate un commento qui sotto e partecipate a questa discussione sul futuro della nostra squadra e sui sorprendenti movimenti del mercato dei trasferimenti.